tutti. Noi ci Salve, siamo, noi ci voi siamo. ci siete. Noi mettiamo l'immagine. Magia! Tacchete! Easy. Allora, domani Danna, faccio anche il danna, tasso. Uno scontro nonna contro nonna. Va bene. Gianmarco, sei pronto? Ah, No, posto il link. Non sei pronto, Gianmarco. una luce che si veda, si può vedere? Certo, chiedete e vi sarà dato. Grazie a Madonna, se no mi addormento. La vuole di qualche colore in particolare? No, no, va bene anche... Vuole un bianco sfumato Allora, sfumé? aspetta, Blueprints ci abbiamo alcune cose, pure per Devil May Cry abbiamo messo, per Dandanan mettici un giallo chiaro, Allora, un giallino chiaro o così. meno? No, così è Allora, scuro. come luminosità ti andava bene così? Un altro po'? Metti in mezzo tipo? Ok, lascia così, è un po' più chiaro. Bello, bello, mi Allora, piace. Beh, accogliente. Sembra che ci abbiamo le litterizie. che ci abbiamo? Litterizia, litterizia. Ah, va bene, Come va la bene. canzone Patrizia, Patrizia, tu tieni la litterizia. Va bene. E io ce li ho. Non è Una incaricato azzeccato uno. uno, ma così, proprio per fare una prova. Dodoria. No, come Dodoria? Ma Dodoria è quello di Dragon Ball. Questa è nonna. Era tu questo qua, sentivo qua. Te l'ho messo da No, parte. c'era un po' di cenere, l'ho fatta finire io Vabbè. di proposito. Ma si chiama veramente Dodoria. Sì, sì, è proprio Dodori. Mo avrò difficoltà però. Tette no. Ah, è la nonna. Sì, è la nonna. È la nonna. Solo che funziona un po' a difetto. Ok. Intanto sei palesemente un pecorone, quindi... Ecco, Mo dobbiamo cercare di risolvere questo fatto qua. questo è un problema. Vuoi mordere chiappetta? No, fai il buono, Perché è l'hai tua tenuta amica. così? Ecco qua. A posto. Ho fatto grande colpo maledetto. No, cioè in realtà... Sì, è nonna con la mazza, è quella là dell'opening. Nonna Milf. Che mena. Sembra anche abbastanza forte, poi Sì, non ne azzecca neanche una. però a livello di violenza penso che la nonna ci sappia fare. Sti cosi strani. Eccolo là. L'abbiamo fatto. Questo dobbiamo capire che Re Granchiol. Pensando a quelle di prima mi sta venendo da ridere. Esatto. Eccoli qua, mortacci vostri. Chissà se quella mucca si libererà mai nell'opening. Povera mucca. Doppia nonna. Oh, no. No, però con nonna non puoi cazzeggiare.
No, la trappola del re. Non puoi uscire. Attenzione. Ah, C'ha il è una matitone. mazzamatita. Sì, così può fare gli incantesimi di protezione dove vuole. Ma è geniale. Barriera l'area esterna. Ah, quindi puoi stare proprio solo là. Non puoi uscire più da là dentro, è finita. Non puoi fare niente. Se vuoi prendere fuoco. Non penso. Ecco qua. Magari nonna adesso capisce. Effettivamente è una mossa finale potentissima. Tu se ti butto fuori prendi fuoco. Deve capire che c'è un essere umano dentro, perché Lemo non lo sa ancora. Lei pensa che sia un demone. Infatti non si fa. Fatto doppio cerchio a terra. Perfetto. Doppio cerchio della morte. Ah, così gli ha fatto il fuoco dentro, hai capito? Sì, Perché era no, fuori nella zona. bastarda. Vabbè, ma è potentissima la nonna. Oh. Nonna? Ma però no, si può una pecora, cioè. Complimenti alla nonna in Mamma mia questo caso. bella, cioè, Mamma mia. Lindan. Io ho trovato gli alieni. Ma mo dove sta? Eh sì, che fine ha fatto? Ma mo dov'è? Vabbè, ho già perso interesse, no? No? Ecco. Se è legata al dito, sta cosa che gli hai detto, eh? Ha ragione, hai sbagliato. Dici, nonna, ho sbagliato. Mi Ho dispiace. sbagliato. Ho sbagliato. Sì, ho visto i fantasmi e gli alieni e forse sono la stessa cosa. Fantasmi alieni. Bello. Ci hanno attaccato pure qua fuori il buddone enorme di sumo. Ecco. Vabbè. Capito? Lei fa fuori i demoni, ci trova un demone fuori casa sua, sua nipote a terra. Ma vai a vedere la crocifisso nudo nel santuario. Sì, che sto anime c'ha sti momenti così che Sì, tu mo, dici vai mo e l'ho poi trovato invece nudo là dentro bloccato. senza Pirulo? No, Ah sta no, bene, non è sta a manco posto, tutto a nudo. posto. Ok, come l'hai nerfato però? Magari è riuscito a bloccare il demone in maniera più forte rispetto a Come che lei. gli hai fatto? Forse gli ha applicato un sigillo o qualcosa. Poi eccessivo. Ken Takamura, ricorda, si chiama Nate Quadre, proprio identico. Lui. Ah, ok. Ok, quindi è un save point per lui. Ma poi Turbo Nonna, che giustamente corre, Turbo ed è nonno. il nome ufficiale, vabbè. Ma un turbo nonno non c'è. Seconda stagione. Prima puntata Turbo Nonno.
che torna per vendicarsi della sua amata. Turbononna. Ok. No, signore, esistono. Sì. Perico forte Turbononna, Non essendo chilometri orari. Va bene. Ok. Se ricordo bene, ci sono varie leggende simili che succedono tipo nei tunnel in Giappone quando corri, potrebbe apparire questo corridore fortissimo che se ti batte ti incula. Ah, va bene. Capì? Quelle cose là. Era proprio potentissima. Esatto. Solamente giocano in casa, c'hanno il bonus. Ma nonna non frega un cazzo. Ok. Quindi ci sono due spiriti e soffusi. No, ma c'è amico da salvare. Ma perché ama fa così? Ah no, povero guaglio, un po' manca più a sci. Chi glielo sta là dentro? Ma pensa la porta fuori piano. Ti teletrasporta. Come si fa? Ok. Ok. Però resti vaga. Ah, ok. Ok. Come funziona per loro, funziona Ok. pure per Giustamente lei. la divinità è per specifici territori, quindi se esci da là, ecco appunto. Tipo, sì, campionato. Come la nonna c'ha Va il bene. potere nel tunnel, tu c'hai i poteri principalmente nella città. Mm. Buonasera, Reghenone. Oi, Regen, buonasera. Anzi, deve fare lui. E l'hai chiuso dentro di nuovo. Non si chiede, vabbè. Come prima gli ha sbloccato le mani, gli può sbloccare le gambe. 5 serie da 100 flessioni, 190, 100... Ok, un po' One Punch. Regen, tutto bene? Grande nonna. Ecco qua. Oh Oh, no!
Il reggaeton è malaticcio. C'è stato maltempo pure dalle tue parti? Sto parlando con Martina oggi che stavamo lavorando, abbiamo fatto la task e tutto. Alla fine il temporale da lei è saltato internet, Tutto. rete elettrica, è saltato di io- tutto. Sì, mi sono beccato un diluvio. Ma adesso fermati un pochettino, rilassati, non ti muovere. Pensa a riprenderti prima di tutto. Tu già l'hai vista questa serie? Anche lui c'ha ragione su questa cosa, però. Quello è karate. Ah, Ok. ok. L'abbiamo iniziata ieri e ci è molto piaciuto. Scusate, i genitori di questo ragazzo Vabbè, mo non fare domande. Ricordiamo Persona 4 Golden, noi andiamo fuori, tu vai in un'altra città, eccetera, eccetera. Dai, vieni, Regan. Vieni, Regen. Oh Che è cazzo. successo? Ah, Vabbè, quello no, ma... dall'inizio che ha fatto. Ma no, si è confuso. Vabbè, Non è vero. aveva detto già lei, effettivamente. Vabbè, ma è ovunque lui. Ah, Ah, ok. vabbè, nonna si diverte con poco. Ok, il momento allenamento. Va bene. Non puoi chiudere gli occhi e tenere le mani puntate, non funziona. No, forse deve avere Per contatto forza visivo. no, sì, infatti, si è girata e si sta... Ah, è proprio un casino. Ma dove la fa la pipì che il pipo non ce l'ha più? È Scusami. vero. Forse esce comunque. Ah, c'ha un muco Magari un direttamente. Va buco. bene. Ok. Come fa a vedere quello? Vabbè. Capito, nonna? Ma mo mi sono usciti. Un momento, scusami. 48 ore al momento sono passate, 24-48 Mandala, ore. Dio, che bello lui da doppiato, non è così tanto una lagna. Che l'hai visto in italiano? Mm, Ah no, no. Noi su queste cose qua, troppo. soprattutto la prima visione, ci piace No, vederli in no, lingua no. originale. Non dissacro. Effettivamente, se continua così, non vedo. La prossima esce a giugno, a quanto mi è parso di A capire. breve, sì, dovrebbe Ok. uscire, penso di sì. Tanto a giugno già abbiamo Squid Game da guardarci. Sì. Ci mettiamo pure questa. Ho capito, è un problema. No. Ah no, deve fare caccone, lo zi. Ah, avevo capito pipì. È mal di pancia. Non casino, non si può mettere manco Ho di capito, scarpe. però, cioè, per colpa di tutti e due che lui c'ha sto demone, fagli fare cacca soltanto e lo fai uscire. Ok, però si stanno allenando così. Ok, ci è riuscito. A posto. E sei finito per Però che cagare. mamma, Va bene.
che poverino, che tette c'hai, nonna? Che io l'ho visto in lingua originale, ma su tutte le parti mi è partito in italiano e non è male. Noi lo stiamo sentendo in giapponese Forse che lui ci aveva settato in e in italiano, ma italiano, quella sì, cosa quindi che ognuno poi può mettere le proprie lingue. Ah, ok, ok, non ci avevamo mai fatto caso a sta cosa. Infatti forse pure Carmine ha fatto così, penso. Sì, è perché Carmine alcune se le vede Proprio già in lingua inglese, sì. originale, tipo Daredevil. Eh, Nonna? No, però che palle, cioè, nonna. minchia, è cattiva la nonna però, Sì. Ah. Lei se ne fotte dei talismani. Va bene. Esistono. Oh, L'affetto vince su tutto. sempre. Questi ci proviamo. Ci So che proviamo ci un sono attimo. altre puntate sotto. Penso che vincerà. Giustamente devono prendere la metro. Ci sta. Attenzione. Cazzata nera. Allora, ma ci vediamo pure la prossima. Dai, Vediamo un attimo lo scontro a sto butta punto. dentro la nonna, dai. Allora, però la sigla va vista. Andiamo a vedere pure l'ending. Sì. Ah no, direttamente dopo. Aspetta, che Schipperebbe. facciamo per la fine della seconda. Allora, Regen, dici se si è cambiato anche a te l'episodio. Stavano per uscire tre pin insieme a lei, non so perché sono riuscito a frenarmi un attimino in tempo. Hai ragione, è più giusto. Ok. Perfetto. Ok, grazie Regen. Si può provare. Ecco, oddio. Mangia con No, gli se occhi. le Si mangia con gli mangia con gli occhi. occhi. Potentissimo. Eccola qua. Ecco. No, dai, provaci perlomeno, dai.
Dai, provaci, dai. Oh. Ah, non c'è nuovo il pisnello. Quindi giustamente ti tolgo il malus. Però mi è arrivato il pisnello. Questo però è un problema oggi. Sì, che non possono usare le abilità. Per quanto sono forti i suoi poteri, o caccia l'upgrade adesso. Ok. Fregata, fatta. Colpita nell'orgoglio. A posto. Un gatto la nonna. No. Nonna. Nonna, questo No, non è 10. nonna, hai barato. Nonna. Nonna, hai barato. Non si conta così. Hai detto 10 minuti, devono essere 10 minuti. No, No, non è vero. Non è vero. ma non è vero, nonna. 45, 2, 10. No, pure io devo contare così Sta allora. sbagliando. Funziona? Sì, 57. È vero, devi essere preciso. Ma fate finne. Ma Non ti mostro le zinne. sta funzionando però. Ah, ah. Ok. Aspetta. Eh? Così l'hai liberata. Hai fatto cazzata. Granchio. Ecco come usciva il granchio. Quindi Che il cazzo granchio è c'entra lo mo il spirito legato del tunnel. Ah, questa era solo l'introduzione. Va bene, va bene, va bene.
Ma voglio capire il gatto cosa c'entra. Non ne ho idea. Allora, Regen, mentre c'è la sigla che anche tu conosci, ti dico che prima di andare in live, io e Gianmarco, ti ricordi quando accennammo a quella cosa di fare canzoni personalizzate con l'intelligenza artificiale? Abbiamo fatto qualcosa. Ho trovato un servizio abbastanza buono. Abbiamo fatto delle sigle e delle canzoni di prova. Mamma mia, Regen, cosa è uscito da là dentro? Abbiamo due canzoni in inglese e due in giapponese che parlano di me, di Gianmarco, che lottiamo contro qualcuno presente sul canale. Quindi poi ti lascio immaginare chi sia. Allora, mo è un attimino difficile perché le ho fatte poco prima che andavamo in live, che sono stato occupato tutta la giornata. Domani ne abbiamo scelta una, abbiamo fatto X Factor. Esatto, Francescone, vedi? Già capito, già Esatto. capito. Domani ne scarico una, abbiamo fatto una specie di X Factor tra di noi. Domani mi metto, faccio pure un pochettino di sottotitoli e cerco di aggiustarla e se ci riesco domani sera già la portiamo. La presentiamo, l'ascoltiamo e poi la mettiamo a inizio delle live. Poi, se va bene, vediamo di metterne anche qualcun'altra. Io ero in lacrime dalle risate. Dai, liberalo. Fate speculazioni sul gatto, voglio vedere se lo beccate. Quindi è presente un pochino in giro come easter egg? Noi già l'abbiamo visto una volta, mi sa, ed era finto. Sì. Mo, non lo so, uno spirito della fortuna, forse, non lo Mm. so. Non mi sembra molto pesante la ragazza, onestamente. Va bene. E questo però forse è un metodo un po' alternativo. Ma sei Rufi? No, però che palle. Minchia, folle velocità, mano Sì. bloccato. Va bene. Bello il potere demoniaco. Però sono usciti dalla zona adesso? No. Ma il granchio però... Attenzione, è in first person. Ma il granchione non lo vedono. Ecco, appunto. Ah sì, come aveva modificato l'altra, la realtà, l'altro la Sì. realtà e la vedevano solo loro, ok. Mano dell'uomo. Grande Quindi acqua acqua bollente. bollente, sì. Non sembra. È andata bene. Ok, e Si è voilà. cotto. A posto. Un granchio demoniaco pieno di facce addosso. Io non l'assaggerei, eh. No.
Le facce. So Sono le demoni facce che stanno d'aiuto. sulla schiena. Ah, Ah, ok, prende aiuto. il possesso di alcune persone. Oh, cioè, un bel po', altro che alcune. Ok. Ah, loro sono i piccoli Ok. malfattori del male. Ok. La Spiritelli bassa lega. defunti, occhi di Ok. bassa lega. Allora, granchio molto pericoloso. Sì. Eccolo qua, a posto. Perché? Va bene, va bene, va bene, vai. Si fa la spettacolare, vai. Partito tipo squalo. Infatti fallo girare tu, infatti, a questo punto. Na, 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 na. Se ci pensi, sì. È circa Miss Fantastic forse più che altro. Oh no. Corrigli su, easy guappo. Oh, però hai fatto devono andare assai, prima o poi ci Sì, sarà una fine di questa città. uscirà dalla zona. Col treno? Questo è un problema. Questo è un E problema. mo? Eh, Così la plani. planata. Ok, ha funzionato. Lentissimo. Siamo arrivati al confine. Bentornato Peppino. Che sale, che sale. È quarta puntata. Ah, metà più o meno. Ah, ho capito. Eccola qua, a posto. Boh, perfetto. Tornata Turbo Yes. Non. Loro poi, vabbè, vaffanculo. Vabbè, lei è stata corretta, non mi avete detto che Vabbè, ti fa dovevate... suca però. Molto furba. Si è appellata al Al cavillo. cavillo, suca. Respect. Super granchio potenziato. Oh, Granchio nonna. Turbo. No, hai detto bitch. si è calcolato il C'è treno. Si era calcolato il treno per scappare. No, pensavo che volesse trascinare tutto il treno, sarebbe stato un po' problematico. Attenzione. Non ce la può mai fare. Grosso modo.
No, però si acchiappo treni o lance, non è casino. Ecco qua. Appunto. Fatto frecare. Cazzo fa? Masenco. Mo sgancia il treno. Mo sgancia Cazzo, il la vagone. nonna! Oh, La wifi definitiva. Potente. c'era l'accordo, eccola qua. Vieni, vieni, esci fuori dalla zona. Vieni, vieni. Hai perso. Porca puttana. Tutti liberi. Ha fatto bella liberazione generale. Prendi un po'. Granchio, nonna e tutti salvi. I corpi. Problema risolto, Pipo tornato. Tipo tornato. Credo. Passa un po' pantalone. Sì. E nonna non c'è più. È stata grodolata. Granchio, demon, tutto. Ho fatto tutta la pulizia a contatti. Bro, potentissimo. 3. Mamma mia, bella. Quindi erano tutte già andate. Ma adesso sono tutte liberate. Era troppo potente, secondo Voi siete le nuove giovani promesse del Ghost Del Hunting. volleyball giapponese. Sì. No, quelle sono. Ha sbagliato, vabbè, siamo là. Voglio un vero film mi dà. Tu mi dici, No, dobbiamo trovare online da scaricare. non ti preoccupare. Modo lo trovo. Però se si rubano il pisellino, Non dovrebbe essere un attimo. Scusatemi. Scusami un attimo. Poi penso che è normale quando si incazza un momento. No, molto giusto. La nonna sua me lo farei rubare volentieri. Pure io, senza troppi problemi. È un po' Pizzotto e Baionetta, però... È un po' con una cugina, sì. Bayonetta After. Ma è quel granchio? No. No. Dai, bro. Non ti ammossare. Va bene. Sono fottuto proprio, brother. Pure no. Ma proprio ce l'hanno come vezze di famiglia qua. Se proprio vuoi vedere. Vabbè, ma te lo chiede una così, dice no, Infatti no. Nonna. Bello questo granchio di gomma comunque che c'avete. Nonna. Una tossica, non ho parole, stava a me. Però ti posso dire, ma fagli vedere il pisello. Va bene. Va bene. I tuoi genitori, una famiglia. Sei nuda, nonna. Fai niente addosso. Ok. Sì, forse è stato un po' troppo solenne. Pure tu, dai, dopo tutto quello che avete convissuto insieme in questi Un po' giorni. eccessivo, no? Dire proprio...
a me più un po' too much, no bro. Dai, prendi fuoco mo che esci da qua, dai. Prima ascolto, che comunque ascolto, ma io per forza. Bro, Giustamente. la nonna e la nipote ti vogliono vedere il pipo. È un dettaglio da non sottovalutare. Modello tronco. Dai. Ragazzi, io vi saluto, vi lascio la vostra visione. Buonanotte. Non vi spoilerò, ma vi dico, rimarrete molto delusi dal finale della prima stagione. Va bene, va bene. La seconda. Non è un finale. ok. Una stagione qua intera e l'hanno tagliata in due. Va bene, va bene, va bene. La seconda, quindi, Io e Sabrina ci siamo rimasti proprio di merda, perché veramente... Va bene. C'è stato un taglio improvviso, vabbè, ci sarà stato penso qualche motivazione. Stavo vedendo la puntata e la prossima, perché non parte la prossima? Perché non c'è, proprio più. Non hanno fatto il mid-season finale. Vabbè, sarà successo qualcosa, immagino, per fare una cosa così netta, in effetti. Però voi continuate. Sì, no, per stasera ci fermiamo. Simpatiche. Va bene, no, quest'anno ce lo stiamo vedendo. Aspettate, quanto sono 12 perché 12 puntate vedemmo ieri. abbiamo visto 12 puntate ieri. No, ieri non abbiamo visto 12 puntate tutte insieme. Era già la stagione nuova. Abbiamo visto il totale, ne erano 12. Buonanotte. Ma pure io ci sono quasi. Una post fight che oggi che proprio mani nei capelli e ho salvato subito dopo. Allora, teaser della prossima puntata. Mi sa che siamo là, Peppino, sì. Ciao Peppino. Allora, teaserino. Altra pecora. Eccolo là, va bene. No, Gli è tornato il pipo, ma senza le palle. Senza le palle. È stato spallato. Porca la miseria. Va bene, ci sta. Allora, datemi giusto 2 secondi che vado a fare una cosa e torno subito. Torno insuperabile. Regen, nel frattempo hai visto il trailer di GTA 6? Cosa ne pensi? Spalletti, no, raga, perché Spalletti? Non c'è nel trailer. Buonasera Pierluigi, il buon Wesker torna subito, un attimo una pausa, a breve sarà di nuovo qui. Nel mentre possiamo provare a dossargli il conto in banca, magari, non so che si può fare. Eccolo qua, cane di merda di nuovo, vabbè. Allora, andiamo un po'. Allora, vediamo un po'. Aveva scritto per lui. Sono tutte le battute di Sid Meier, Raffa Centoro nel gioco più. Purtroppo non sono né seguitore, almeno io, né appassionato di questa tipologia, Pierluigi. Quindi magari Enzo ti potrà dare qualche soddisfazione in più. Direi che sinceramente, nonostante è stato pensato come gioco del PlayStation, guarda, Regen, da quello che ho capito è uscita anche un'intervista poco dopo a uno degli sviluppatori, credo, uno dei tester del gioco. Da quanto mi è sembrato di capire, la PS5 su cui l'hanno fatto girare per fare il trailer è esplosa, non funziona più. Quindi non è proposizione, se questa cosa alla fine è all'effettivo vera al 100% che non funziona più per colpa di averci fatto girare GTA, c'è un problema, cioè palesemente un problema e onestamente sono usciti anche i requisiti da quello che ho capito per PC ed è una situazione mi sa abbastanza complessa, però vediamo un attimo, tanto ci vuole un anno. Dicono che c'erano anche alcune scene di gameplay
Io, a parte l'automobile, forse non mi è sembrato troppo, però vedremo. Sì, molto probabilmente sì. Non ce la fa. Non ce la fa. Buonasera Pierluigi. Vedi, per legge stava sentendo tutte le battute di Sid Meier Alpha Centauri. Tu sei conoscitore, lo zi? Lo conosco, ma è uno di quelli che non ho mai giocato Ok, effettivamente. allora, io purtroppo non è roba mia. No, Se non è, non ci è, gioca. non è genere per te questo qua. No. Questo è quello strategico pesante, ma proprio... No, mi Sai scusi. quando ti dico che trovo quei titoli che mi prendono? Una Ecco, merda che piace a te, sì. capito. Auto Lazio. Allora, Tu dirai, vediamo se perché si vede. Auto Lazio? No. Sì, il dubbio ci starebbe. Eccolo qua. Allora, carissimo principe, carissimo, incommensurabile principe. Ieri sera le hai prese Sì. all'ultimo Reagan deve essere secondo. aggiornato perché non c'era. Regen, ieri stavamo per staccare la live. C'è entrata una situazione positiva. Siamo riusciti a combinare il boiler con la pump room. Abbiamo svuotato il lago, Regen. Ce l'abbiamo fatta. Il lago è vuoto. Ce l'abbiamo fatta proprio nel momento in cui stavamo per staccare e sembrava tutto finito. 2 stanze più 2 dadi ci hanno fatto fare tutto. Guarda, siccome dobbiamo uscire fuori, tu puoi prendere il passaggio da là giusto per fargli vedere Abbiamo... la situazione. Allora, Regen, vuoi vedere cosa c'è adesso? Ma ti facciamo vedere la nostra situazione attuale. Allora, Che no. praticamente Civilization mi ha ambientato nello spazio. I soldini, Sì, perché non me li prende? Ok, me li ha presi. un attimo. Ok. Siamo Allora, arrivati anche a 21 monete, Reagan. Non so se avevi visto l'altra volta. e abbiamo Allora, capito come risolvere la tomba fuori. Ne siamo certi. Intuizione di Gianmarcone. allora, sì, secondo me vanno accese le candele e poi Allora, due noi quadri iniziamo cambiano. a metterci la tomba. Sì. Entriamo qua, mettiamo la cappella e ci facciamo le foto. Andiamo fuori e vediamo in base a quello Sì, che ci abbiamo Reagan, abbiamo davanti. fatto una marea di cose, Reagan. Regen, ieri all'improvviso in 5-10 minuti è successo di tutto. Allora, la cappella già è No, qui e io la mi metto. sembra che forse pure l'altro ieri non c'eri, Reagan, quindi è stato le ultime 2 sere. L'altro ieri abbiamo completato la stanza 8, ci hanno dato una mano i ragazzi che erano in chat. Sì. Tra cui anche il leggendario quello. Nato quello, è tornato Fabio, ci Sempre siamo presente. messi tutti insieme. Sì. Arrivati ad un certo punto il grosso l'avevamo fatto, ma abbiamo chiesto un aiuto in forma di non diteci la soluzione, ma in base a quelli che già avevamo messo, fateci capire. Ci abbiamo messo un po', però piano piano alla fine abbiamo capito e risolto l'enigma al meglio. Se dovevamo ritornarci pure per le live era un attimino un problema, quindi l'abbiamo passata. Siamo riusciti ieri a svuotare il lago, ma c'è il problema che adesso ti mostro. Allora, guarda, carissimo Regan, noi innanzitutto ci facciamo tutte le nostre belle pratiche in modo tale che magari ci appare la tomba, perché adesso ci serve. Quello è un game changer. Sì, Regan, quello il è problema è che potentissimo. mo adesso c'è un problema, magari ci puoi venire anche tu in aiuto. Mo ci serve la Vabbè, tomba. metti tu, Mo ci cioè, serve dai, la tomba. tu, cioè, senza paura. L'interno potremmo vedere di fare soldi. Nada voto, Siamo riusciti ad entrare nella landlord. Sì, E la live di ieri sera abbiamo fatto un'ottima combo. Cantina più il kernel. il kernel con i cani. Ci siamo Più trovati un pala sacco di infinita. buche, più pale, abbiamo preso un fottio di roba. Allora, La combo devastante sarebbe stata la pala col metal detector. L'avremmo è stato fatto anche il grande laboratorio molto semplice. aumenta in base al numero di Sì. spazzatura che trovi, saremmo diventati multimilionari. Siamo riusciti a prendere con lo sconto 2 libri dallo store, neanche uno, in una sola run 2. Allora, Regan osserva la brutta Allora, situazione in cui ci troviamo. Raga, noi adesso possiamo scendere liberamente qua giù. Ah, abbiamo scoperto un altro indizio nell'acquario. Questo tutto ieri sera. Sì, Svuotando l'acquario, abbiamo visto c'era quella che era la stanza dello schedario con una freccia che puntava ad uno degli armadietti. le miniature Siamo negli andati acquari, lì, per lo esatto, siamo andati lì e non c'era niente da fare. Vedendo gli altri acquari,
c'era, hai presente il giardino esterno, quello che ti dà più gemme? Dice c'era una X sotto il barbecue. Siamo andati lì con la pala, abbiamo scavato, ci ha dato una chiave speciale, siamo andati negli archivi e abbiamo sbloccato un altro upgrade. Un floppino. Adesso abbiamo la sala del biliardo che ogni giorno, se confermiamo la fine della giornata, stesso in quella stanza, il giorno dopo iniziamo con la keycard in automatico nell'inventario. Eccoci qua, Regen. Allora, Regen, noi l'acqua ci siamo lasciati una settimana e mezza fa. Chissà cosa succede quando si svuota l'acqua. Regen, con i giusti tempi ci arriviamo. Allora, il problema ma è un altro. Regen, il problema è un altro. Allora, ci sono queste casse chiuse a chiave. Vedi? C'hanno un colore e un simbolo sopra. E ce ne sono un bel po'. Ma noi sappiamo che nella villa c'è un indizio, ci dovrebbe essere un indizio su quale dovrebbe essere la cassa corretta. Perché io, una delle prime cose che direi di fare, prendiamoci un punto preciso. Ecco, questa qui nell'angolo qua. Vai. Se noi adesso, nella prossima run, nella prossima giornata, qui c'è sempre una luna blu, vuol dire che non cambiano di posto. Ok. Quindi un po' alla volta, anche se non troviamo precisamente da capire qual è lo scrigno esatto da aprire, perché qua l'indovinello è apri lo scrigno giusto. Sì, ho una sequenza di scrigni. Magari se facciamo qualcosa con le chiavi, poco prima che stacchiamo, possiamo venire qui e piano piano accumulare qualche chiave e vedere se si apre qualcosa qua sopra. Allora, gli indizi sono un colore e un simbolo. C'è la luna, c'è il sole e ci sono queste che sembrano delle fiamme. Sono vari colori, bianco, rosso, blu e nero. E questi tre simboli qua. Per il resto non possiamo fare niente. Quindi, già il nostro piano di andare qui alle spalle per poter risalire e andarcene da là dietro è fallito miseramente. Quindi, come andiamo avanti? Sì. Allora, uno dei prossimi obiettivi, innanzitutto mi devi fare un piacere. Dimmi. Ho bisogno un attimo della fotografia delle fusioni degli oggetti. Allora. Un attimo brainstorming, ragazzi, momento brainstorming. Noi qui in villa cosa ci conviene fare? Che io mo ci avrei una mezza idea, però sarà come boiler room e coso, sarà a culo. A commovere. Ok, spiegapela. Allora, in base alla fusione, l'obiettivo che secondo me mo ci dobbiamo porre, anche se forse è secondario, ma forse no, ci serve l'attizzatoio, l'appicciatore di fiamme, Ok. andare nella cappella, accendere le 2 candele e vedere se le finestre mosaico in alto Sì. cambia qualcosa in base alla posizione delle cose che hanno in mano con le luci. Ok. Da quello andiamo nella tomba e vediamo se nella tomba cosa succede. sì. Magari si fa un giro da dietro in qualche modo. Noi già se non ci esce la tomba, sta cosa è inutile perché dovrà essere fatto tutto in una botta. Sì. Se invece le cose restano uguali, ci possiamo fare la foto, mettere la tomba e andarla a posizionare. Noi ci proviamo. Eccolo qua. Okay. Allora, per questo qua era questo, ci serve lente di ingrandimento e metal detector. Andiamo a cercare la lente di ingrandimento. Ok. Allora, metal detector già ce l'abbiamo. Sì. Ci serve solo la lente di ingrandimento e la workshop. Un problema non noto a noi, la lente di ingrandimento. La prima security ce la mettiamo in Nel vendita caso in ce la uno dei mettiamo prossimi là, negozi. Allora, a sto punto, Però invece di andare da là, per richiamare l'ascensore da qui ci vuole la keycard. Quindi noi non possiamo fare il passaggio No. da qua per uscire da là perché non abbiamo la chiave dell'ascensore. Però se facciamo la giocata con la billiard room nuova, è quello sì. Là ce la possiamo fare. Ok, ok.
Allora, abbiamo degli indizi buoni, abbiamo delle strade da percorrere. Abbiamo cose da fare. Il problema da capire adesso è come trovare il nome che ci serve lì, perché i documenti li stiamo vedendo, ma non Sì. stiamo trovando sto nome da nessuna Non troviamo parte. il nome. Ragazzi, cognome Ruota, nome non ancora pervenuto. Allora, ce ne andiamo. Noi però il libro l'abbiamo letto poi. No, l'abbiamo solo richiesto Dobbiamo andare a ieri e dobbiamo vederlo. Ah, Regan, abbiamo comprato anche 2 libri. No, gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo gliel'abbiamo detto. Ok. Questo non conviene adesso. Io ormai non faccio più caso a quanto tempo passa in gioco. Le password delle casseforti ci servono. Dobbiamo capire dove sono. Allora, prendi altri soldi, prendi mela. Comunque stavo pensando alla cosa che ha detto Fabio ieri sera, Sì, che lui con i suoi amici ci aveva messo tipo 2 settimane sì, di una giorni. ventina di giorni. Ma per metterci così poco e aver fatto solo le cose principali, forse vuol dire che noi possiamo andare avanti, ma non stiamo capendo come. Noi abbiamo trovato che per aprire la porta in alto ci vuole la leva, magari tra le 3-4 cose da fare che puoi sbloccare esterne, noi abbiamo trovato prima quella che non serve, ossia svuotare il lago, e magari andava trovata quella Se mi era della venuto tomba bene, per non andare so. avanti. Mi ci vorrà la notte per metallare tutte le nuove info, non ti preoccupare, Rega. Tu tutto quello che Allora, vedi di strano, diccelo e ti delucidiamo noi. gemme, prendi chiave per sicurezza. Però almeno abbiamo la pala e abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Allora, 2 monete va bene così. Poi sei uno zoccolo di gnu. Il workshop volendo si può pure mettere. No, metto questo qua e mi chiudo. Non fa niente, però ci prendiamo un bel po' di potenziamenti. Basta solo non prendere lo scheletro che sta in alto, mortacci sua. Più fiori speciali e tacci tua. Allora, potevi arrivare, sì, prima, però va bene anche così. Teoricamente, C'è la ragionate capsula bene. lock, quella. Se noi prendiamo la chiave universale Sì. e gli scrigni sotto si aprono con le chiavi normali, questo vuol dire che noi potremmo aprire tutti gli scrigni Se riusciamo a prendere la chiave nella Luxury. Potrebbe fungere. Allora, Gianmarco, facciamo così. Però forse quella diceva Aspetta. Mo' noi facciamo una semplice prova, Gianmarco. Però se ti vuoi godere il gioco, te ne frega. Ah no, certo, assolutamente, sì. No, ma è tutto dosato al meglio, è che noi stiamo andando davvero a sentimento, diciamo così, e non riusciamo a trovare l'uscita. Come ci vengono davanti le cose, così ce le stiamo prendendo. Io ho visto pure una speedrun fatta in 25 minuti, finita al giorno 1. Quindi abbiamo curiosità poi una volta finito nel capire. Però capire quante volte resetti. Ci siamo persi molte cose ovvie. Forse perché siamo un po' stupidi, siamo un po' lenti, però ci stiamo divertendo tantissimo. Magari conoscendo esattamente come arrivare al finale, forse sbloccandolo una volta ti dà qualcosa che ti permette di velocizzare. Devi fare per forza dopo. In una volta, magari, visto che si tratta comunque di loop temporali, niente vieta che finendo il gioco sblocchi qualcosa che ti faccia fare qualche determinata azione prima. Magari tutti gli indizi che sblocchiamo alla fine ci portano, guarda, nell'atrio principale, bussa 3 volte sul tavolo e appare la stanza. E noi lo potevamo fare dall'inizio del gioco. Andiamo a fare un tentativo, Valzi. Allora, vediamo se almeno se ne apre una. Che non penso ci voglia una chiave speciale. No, se ci vogliono chiavi speciali per tutto e sono una run singola, una tarantella. Il problema è capire dove. Che cosa vogliamo aprire così? Cioè se si apre. Fuoco blu. Fuoco blu. Luna. Fuoco blu. Sì, va, chiavi normali. No, tu sei falso perché sei rosso. Allora, ci dobbiamo mettere tutti gli indizi davanti. Allora dobbiamo venire con 800 chiavi. Allora, Gemma, restano aperti. Allora, mo una l'abbiamo aperta. Posso vedere? Certo, vai, fagli vedere come sono le scatole così. Se restano aperte un po' alla volta, sarebbe una gentilezza da parte del principe e la cosa ci aiuterebbe un bel po'.
Allora, Regen, cosa vuoi vedere nello specifico? Ti faccio un tour così, vuoi vederne qualcuna in particolare? Ti è venuto in mente qualcosa che ci può indirizzare verso qualche indizio? Sono tantissime. Anche perché lì dentro, tipo, non si va. Non possiamo nuotarlo, zio. Se no potevamo entrare là, ma non si può nuotare. Allora, giusto per un fatto di sicurezza, fatti una foto al biglietto, lo zio. Perché se si richiude non è che può cattiveria, ma tutto in una run non si può fare. Allora, Giamma, noi, Facciamo noi, 5 foto. noi dobbiamo fare una semplice cosa. Dica, Se avvocato. funzionano le chiavi normali, dobbiamo venire qui quando ci abbiamo il lockpick potenziato. Magari con un tentativo riesce ad aprirne Però sulla qualcuna. cassa te lo fa usare di solito. Bisogna provare. Ah, quante volte si ripetono? Vuoi che faccia un altro giro? Possiamo tornare in villa. Dimmi tu. Dobbiamo trovare qualcosa con i colori e sti simboli. Sono 3 Hai dato un simboli calcio alla soltanti. scrivania, Enzo? Mm? Hai mosso la scrivania? Così? Sì. Ok, sei tu. Ah, ok. Ok, allora. Quindi almeno qui l'abbiamo svuotato. Il problema mo è che cosa ci esce da qua. Di sicuro qua dentro c'è un altro upgrade disk. Da qualche parte 100%. Dobbiamo sperare che restano aperte man mano. Se restano aperte, siccome sono tante, sarebbe una buona cortesia. Allora, seguendo la logica del gioco, per quello che abbiamo visto, gli oggetti non possono lasciare la zona. No, Le stanze, la zona della casa cambiano fisse tutte le sì. volte, ma sta zona resta sempre. Vabbè, sì, questo Non sì. questa qua non cambia mai sotto. No, Così perché come non cambiano le sono, stanze della villa. così come non sono cambiati potenziamenti all'esterno, che non sono tornati con porte chiuse o No, altro. Quindi magari queste, una volta no, aperte, devono restare aperti, dai, ci voglio restano credere. aperte. Ci voglio Quindi credere. ci mettiamo un po' alla volta, tanto le run comunque le facciamo e ce le Possiamo fare apriamo anche tutte. run per fare chiavi, Sì. tranquillamente. Cioè, ma quella chiave universale, botto di soldi Se più luxury. funziona, è Dio, se funziona. Allora, noi puntiamo a quella. Pure Poi ci per stanno gli prenderla. sconti, se arriviamo a 40 monete e troviamo lo shop è nostra, se esce. Allora, Regen, il piano c'è. Poi non funzionerà perché non funzionerà, però il piano c'è. Allora, Metti bedroom, vai, così. Ci prendiamo 2 dadi che sono buoni. Allora. a questo punto ci Ah, nella serve. security ti sei chiamato la lente? No, mo ce la chiamiamo. Qui abbiamo scavato e non c'è l'altra buca di là. Qui facciamo due cose. Facciamo innanzitutto, mettiamo qui e mettiamo la security bassa, così non ci becchiamo Rimuovendo, le sì. schede. Poi andiamo qui. No, devo tornare nel menu principale, scusatemi. Allora, login. Swansong. Ormai è diventato un meme. Swansong. E noi eravamo partiti. E che cazzo di password ci vuole qua vicino? La conoscenza è potere. Poi il principe però ti frega facendoti uscire le stanze in un certo modo. Allora. Staff service, request, special orders, magnifying White glass, glass. grazie. Ok. Ora ricominciamo di nuovo quella parte dove dobbiamo beccare la lente di ingrandimento. Sì. Va bene. Più che Ci siamo altro tornati. nella prossima run vediamo se troviamo il metal detector e speriamo bene. Allora, gli archivi Grodol. Drawing room andrebbe anche abbastanza bene. Il fatto è che ci servono gemme. Poi è riapparso il nostro caro amico Fabio, Sì. ci ha detto: ma voi avete mosso i candelabri in questa stanza? Noi abbiamo detto no, ci ha fatto scoprire questo. Tu vai qua, tiri qua e c'è Ecco, un'altra cassaforte, Regen. Regen, un'altra. veramente una vita di merda. Mamma mia, Regen. Allora. Me, me, ma non me perché non me. Antani, Bedroom, così questa ce la portiamo un po' Antani. per giù.
qualcosa? Un'oggettistica? Mamma mia, Mango, Ernesto. mamma mia, proprio schiaffa alla miseria. Allora, qui così ci ricongiungiamo di là, comunque ne possiamo fare due. Sì, Ci sblocchiamo sia la morning che abbiamo 10 passi assolutamente. più una chiave. Qualche oggetto, qualcosa? No, niente proprio perché Boh, anzi. è che tu dica fa. Allora, se scendevi sotto. Dai, Allora, questa qui in dall'inizio. zona Cesarini, puntando ancora più in alto se ci escono Zona chiavi. Cesarini. Sì, è un termine calcistico che non so Ah, come ok. io ne sia a No, conoscenza, mi hai però fatto va bene. stranissimo. Tu lo fai, già piacere tu. Non è dining, No, vai no, dining. dining. Magari tornando indietro e ci servono dei passi. Senza paura. Ok, come Ma dove oggetti cacchio non c'è dobbiamo andare? niente. Ma dobbiamo andare nel Alla den dove Trolley. non siamo andati prima. Ah sì, Gemma. Poi non abbiamo ancora capito il perché del rebus ci indicava la Guarda pure in stanza qui. alto. No, c'è solo legno. No. Qui c'è un quadro E allora di un non ho capito. bell'albero. Eccola qua. La break room potenziata. Vuoi andare di tuo, certo? Sì, mettiamo questo. Non c'entriamo. No, aspetta, che non c'entriamo neanche. Fermi tutti. Stacca questo e attiva questo. Quello è cattivo e no quello Aspetta. che viene in live, ma No, il no, quello è principe, il fratello di tutti. principe è molto cattivo e ci punirebbe. Noi mo torniamo indietro di qua. Ah, Te non ti avevo vista e però ti apro. vuoi andare? Te la trasto, sì. Non sono ma è apparso L'ho quello. nominato, meno male che mi sono corretto giusto in tempo perché me ne sono reso Buonasera. conto che la frase non era brutta nei tuoi confronti, cioè non era bella nei tuoi confronti. Meno male, buona sedia quello. Cioè, bello, uno entra nella live e si trova offeso senza volere, bellissima sta cosa. Quello. Mi ha evocato Abbiamo dei, ricorrenze. abbiamo dei tempi comici perfetti, bellissimo. Allora, grande libro di Pippo Baudo nuovo. Sedia a lei quello, sedia a lei. Vado, sì. Bella Melinda, buona. Aspetta. Attenzione, attenzione. Un attimo solo Reagan che c'è il libro nuovo. Questo è il libro che noi avevamo trovato rotto Sì. in Toccherà profondità. fare foto a tutto così. Noi abbiamo le foto del libro rotto, adesso ce le facciamo per bene. Allora, è un reato fare fotocopie dei libri e non pagare per quello che altri hanno prodotto, Eccoli qua, ma in questi sti non ce cazzi, l'avevamo. questi non ce li avevamo. Visto che il Perché gioco da vuole noi fare il faceva la furbo con macchina. noi ci adattiamo. Poi capiremo a cosa ci serviranno. Visto che il libro costava un bel po', a qualcosa devono servire. Madre Vai, cioè, Popeye. mamma mia. E via, vai così. Allora, va bene, va bene. I bordi. Ma un simbolo del genere, dove l'abbiamo visto? E a cosa ci serve fare tutto questo? Io però un simbolo così mi ricordo che l'abbiamo intravisto da qualche parte. Sì, anche io, ma non mi ricordo dove. Ok, va bene. Tutto a posto. Va bene, va bene. Tutto a posto un cazzo. Poi. Eh, Tu qui dove mamma bene. mia che Tu merda qui. sta sia. Cioè, retro così, vai, retro un po'. Ecco qua. Me. Se non fosse che ci blocca del tutto. Ho bookshop esorata. Lupiccione, aspetta però, Lupiccione, aspetta. No? Aspetta, riselezionala. Così sì. Così sì. Teniamoci la gemma e vediamo se appare un'altra cassa con qualche altra cosa. Qui ce n'era una. Allora, intanto qui c'è coppole. Bella scarpa.
Qui c'è assi. Sì, mazzi. No, e qui non succede niente. Non è spawnato Non niente è a sto spawnato giro. niente qua, ok. Perfetto. La run è La run finita. è finita. Porco No, aspetta però. che Aspetta, vuoi già, ma fare? qualche altra cosa la possiamo fare, Cazzo in Fede. culo, che vuoi fare? A parte che c'è una cosa qua e ci sono delle monete. Non deve Allora, essere una chiave. Una volata. abbiamo dei soldi, ci possiamo prendere qualche moneta. Andiamo a provare a comprare qualcosa. Per forza, già, ma se no è Dai, tutto finito. dai Roma. Il principe mo sente il puzzo che sta perdendo. Lui lo sente. Allora, dovevamo andare di là dalla bedroom. Ho sbagliato io. Tacci mia. Allora, di qua dalla cappella. Ok. E poi di qua. Allora, salve a lei. Senta, visto che veniamo da molto lontano, Ho preso tutto. è a posto. E ce ne torniamo di là. Cazzo, se avevamo il lago svuotato ieri con tutte le chiavi che avevamo preso e avevamo in più. Sì. Va bene. Principe da, principe toglie. Toglie soprattutto. Noi prendiamo il principe e piano piano ce lo apriamo per bene. Allora, a Un bel laboratorio. questo punto vediamo un attimino di Sperimenta un darci un po'. aiuto. Vai. Allora, experiment setups. Dobbiamo riempire sta mail room. Oh, vai. Abbastanza cagare questo qua, sta giù. Sì, non ci sono uscite cose importanti. Ci bastava la combo ieri, aumento dello stipendino più spazzatura, saremmo diventati ricchi. Ma tu mo esci. Tu mo ti fai vedere. No, pure l'attico. Avessi solo... Tu mo perché te ne vai a fare in culo? Passami il termine. Scusateci, ma visto quello che ci ha fatto penare nell'ultima settimana e mezzo. Non abbiamo messo ancora, la... Però tu saresti buona perché così possiamo vedere anche di fare il giro. Abbiamo parecchie stanze curve da mettere ancora. Guarda, guarda. Ti metto, ma ti giro tubo. E non volendo, adesso abbiamo collegato il laboratorio a lei senza neanche volerlo. Va bene. L'attico è... Non ce la facciamo con le gemme. No, l'attico ce la facevamo a prendere. Erano 3 gemme. E ce n'avevi. Però ci bloccava la No, strada infatti qua. avevamo perso, quello era il fatto. Era quasi praticamente quasi persa. Questa tua sorella. Se no, no, però ci possiamo perdere delle stanze di là. Un attimo. A Bulbasaur così. Allora, Vai, Regen. metodo Regen lo abbiamo utilizzato in questi giorni e ha funzionato un paio di volte. Allora, le gemme sono sul tavolo dietro di te. Scusa, mi spizzi, giro un attimo. Aspetta, vedi qua a destra. Tavolino qua a destra, vedi? No. No. Ok, e così Allora, è tu sei fatto. uno stronzo, va bene. Le Le gemme gemme sono in qui. questa scatola. A tutti gli statement che dicono dove si trova una gemma sono falsi, in realtà ti dico io, le gemme sono in quella nella scatola blu. Quindi se tu stai dicendo la verità, loro due mentono e quindi è nella blu. Metodo Regen, bello rapido, ci togliamo il cerotto? Ragazzi, scusate per la voce, ma sto facendo dei lavori che riguarda il parlare tanto. La mia voce sta chiedendo pietà. Ok, iniziamo ad aprire.
È troppo tardi, Regan, non fa niente. Le gemme sono in questa scatola, Erano lì. quindi mentivano tutte e due e tu dicevi la verità. Va bene, va bene. Altra regola del metodo Reagan. Se No, c'è il grazie. creatore originale, noi dobbiamo ascoltare il creatore originale. Andiamo di qua se ci fa andare. Vai, vai. Allora, Ah, ce l'avevi 2 gemme, ok. sì. Uno. No. Abbiamo manco il martellonzo. Ammocca Mo esce male. la pull perché giustamente, Questa è giustamente. Possiamo mettere solo te. Pensano poco. Allora entriamo perché ci prendiamo qua. Il turnippone ci sta bene. A sto punto di qua non possiamo aprire. Di qua non possiamo aprire. Di qua possiamo aprire. Perché è tutto rosso? Perché abbiamo messo la fornace. Sono gli Ah, perché effetti c'è il visivi in calore. base a alcune stanze che metti, sì. Sto punto a Dark Room. Ma sì. Ma porco. La run è finita. Resetta sta roba prima che inizia a incazzarmi, vai. Tacci tua. Andata così. Va bene, però adesso mo andiamo immediatamente giù, andiamo a vedere se quella cassa è aperta oppure no. Sì. Sì. Se è aperta, top. Festeggiamo. Se è chiusa, parolaccia al principe. Se è chiusa, spara una piccola combo. Ma proprio piccola. Una Facciamo tipo The Purge. Ecco, quindi nel momento in cui scopriamo che le casse si chiudono e vanno aperte tutte per la run, avrete un minuto di tempo, potete dire tutte le parolacce che volete sul canale, anche quelle davvero pesanti e bannabili, tranne che per vie legali no, in qualche paese. niente insulti Quindi razziali, lasciatevi quelle cose andare, ma sfogatevi con le parolacce. Io non bannerò e non bloccherò nessuna parola. qua. 60 secondi. Senza problemi. Andate proprio tranquilli. Allora, Trattenniamoci solo su. ho perso un punto, ma frega cazzi, voglio prendere prima i soldi. Ecco, voi dite che cosa accadrà. Esatto, libertà di Anzi, espressione. anzi, ragazzi, facciamo gli streamer seri e con gli adeguati mezzi professionali di cui ivi siamo forniti da Twitch. Allora, come saranno le casse nel laghetto? Aperte o chiuse? Tempo di invio facciamo 2 minuti, il tempo che arriviamo lì. Prego ragazzi, fate la vostra posta. No, vabbè, questo allora a me piace un pochino giocare d'azzardo. Attenzione, no, che vado a mettere 1500 euro nella macchinetta se poi non ho i soldi per mettere un piatto sulla tavola. No, però in una situazione del genere, puntare dei punti canale che non ci danno problemi, ci facciamo la scommessina su una cosa divertente che a noi procurerà un'ulcera. Questo è poco ma è sicuro. Dobbiamo vedere di svuotare la fontana a questo punto e mettere di nuovo la pump per vedere effettivamente mo se il tank ausiliare lo possiamo usare o per caso ci serve ricollegarla. Se no è un bel problema. Anche se mo adesso abbiamo comunque un tank pieno, quindi gli spostamenti li possiamo fare con più tranquillità. Mo, giustamente ci serve la tomb. Mica esce la tomb di chi te. Metti Ruzzella. Allora, sì, ripropongo come ieri in modo tale che se ci riesce. Allora, visto che abbiamo messo una scommessa,
ma visto che siamo giocatori alquanto skillati e preparati E schillacci. e schillaci in alcuni momenti, Volentissimo. siamo riusciti a sbloccarci lo shortino qui, quindi ci facciamo il giretto da sotto. I punti li perdiamo, ma il grosso siamo riusciti a farlo nel svuotare il laghetto lì. Poi ci sarebbe la ricerca dei 2 microchip, ma non sappiamo proprio dove guardare. Di qua, se c'è questo moletto, c'è un motivo. Guarda in alto come cammino. Perché? Andiamo blind. Ah, ok, aspetta. Allora, dovrebbe essere questo qua. Qua vicino comunque. Ok, abbasso? 3, 2, 1, vai. Godo. Ok, restano Godo. aperti ogni volta. Godo. Ok. Godo. Mamma mia, meno male. Ok. Un aperto e un chiuso. Un aperto e un chiuso. Ragazzi, libertà di espressione. Allora, la facciamo in modo diverso, dai, vi faccio divertire. Allora, usate parolacce e lasciatevi andare ad una frase alle stesse condizioni, non per odio, ma per dimostrare allegria e divertimento per quello che è accaduto. Vai, sfogatevi, dite qualcosa. Allora, intanto che ha messo aperte, si becca il cucuzzaro e quindi sta cosa l'abbiamo risolta. Quindi adesso a noi parte il prendere quante più chiavi possibili o tornare qui giù con il lockpick avanzato, Che funziona sulle casse. se funziona sulle casse. Aspetta che rimetto la chat. Quindi sta cosa è fatta molto di nostro gradimento. Quindi mo si tratta di raccogliere chiavi pian piano, quindi altre run comunque ce le facciamo con piacere e vediamo un attimino di prendercele. Sborro. Perfetto. Se Grande. poi riusciamo a fare combo soldi più chiave universale e funziona la chiave universale, allora ditelo. Facciamo quella, scendiamo una volta e risolviamo tutti i problemi. Quindi ci servirebbe lo sconto con il telescopio e tanti soldini. Allora, vediamo di qua oggi che cosa possiamo mettere. No, quello non ti fa venire la malaria perché un po' di raffreddore con un po' di febbre così stai a casa ma sei abbastanza lucido e ti riposi. Quello è ancora comprensibile. Allora, mettiamo Dan di qua. Mettiamo Parlor di qua. E di qua mettiamo corridoio. Allora, teniamoci il tutto per di qua. Con la malaria sto a casa di più, vero? Però rischi pure più dolore, sofferenza, agonia, spruzzate nel bagno. Invece, bella febbre 38,9, 39, però che non stai tanto male. Tu stai là nel letto bello, debole ma tranquillo e ti riposi il giusto. Vuoi andare in vacanza prima del tempo quest'anno? Ragazzi, le vacanze giugno, luglio, agosto, siamo ancora a maggio. Un altro po' e ci si libera un pochettino tutti di più. Ma allora con questa cosa sì, dai, te la confermo pure io perché mi capita molte volte di fare più cose quando ho la febbre che quando non ce l'ho. Di qua ci chiudi, ma ci dei cose, di là possiamo andare se ci esce una doppia. No, prendiamo soldi. Vero ragazzi, c'è stato anche il nuovo Papa oggi. Yeah, the new Pope. Aspettato per un'ora e mezza che si affacciasse per vederlo. Nel momento esatto in cui è uscito il cardinale per annunciarlo, ha citofonato un mio amico, sono arrivato, sono da te. Dacci tu. Giusto proprio in quel momento è venuto. Allora, workshop. Martello buono.
Allora, noi ci serve una bella carta, workshop potenziato con 2 oggetti. Magari. Foundation Parlor. Vediamo se per caso, visto che abbiamo 24 monete. Allora, c'è la lente di ingrandimento e la prendiamo. C'è la Shawel. E non Ci prendiamo manca solo nient'altro. il coso. Allora, Io speravo in già quello va bene filippino che così. fa i karaoke. No, non so se facesse il karaoke Reagan, il prete Magari nel filippino. tempo libero, chi lo sa. Penso che si metta a fare karaoke durante una celebrazione religiosa. Allora, di qua un mattone. Benissimo. Altra turnip. Giamma, sì, quel simbolo del libro l'abbiamo visto. Sai dove? Nel giardino segreto. Sì. Sì, girando lì. Allora, di là ci possiamo andare. Bacon and eggs, così prendiamo 2 chiavi. Ci sblocchiamo anche la morning. Allora, passaggio segreto. Canta nelle chiese canzoni pop. Questo già potrebbe essere un attimino più fattibile. Non si sa se ha giocato a Blue Prince, così gli chiediamo qualche aiuto, qualche consiglio. Cioè, noi per terminare sto gioco davvero ci serve l'aiuto del Papa. Possiamo chiedere la prima grazia al No, non Papa? sono serio, canta nelle chiese canzoni pop. Ah, Questo ok. non Non lo avevo letto il sapevo. messaggio di prima. Non lo so. Potentissimo Reagan allora. Allora, sinistra o destra? No, una gemma. Mettiamo questo. Monete. Siamo pieni di turnip. Qui non c'è niente. Minchia, stiamo in zona pericolo con i passi, siamo saliti a Sì. 80. Kennel, ottimo. male. Ottimo. Vediamo se c'ha degli oggetti qui. Qui ci potrebbe essere qualcosa. In quanto non credente non posso esprimere un parere riguardo al lato religioso della questione, tuttavia riguardo al lato politico posso dirle che essendo lui statunitense potrebbe appoggiare in qualche modo il parrucchino ossigenato. Se questo si rivelasse vero o anche solo in parte non sarebbe Songs per il difficile equilibrio che il mondo sta affrontando. Allora, io dico una cosa e è un punto di vista personale, sia chiaro. Io ho anche visto il documentario che c'è su Netflix per quanto riguarda Trump e le mie parole non vogliono scatenare una guerra con gli Stati Uniti. Visto che già in passato per un autografo con Max Pezzali mi sono ritrovato 2 Marines americani che mi hanno puntato un mitra addosso. Ma questa è un'altra storia che adesso non c'entra. Però, guarda quello, ti devo dire. Allora, non sarà un bijou. Non capisco come sia possibile che sia salito per cose che sono risultate poi in processi e che ci sono stati verdetti e come sia potuto salire a diventare presidente. Questa è una cosa che non so perché non mi sono informato nel dettaglio sulle cose a grandi linee. Però sinceramente da quando è salito con alcuni casini che c'erano, anche per quanto riguarda noi videogiochi e quello che ci piace, un attimino di tranquillità su alcune cose si sta iniziando a far sentire. Quindi separiamo un attimino quello che ha fatto la persona da quello che effettivamente sta facendo. Anche perché la cosa importante, visto proprio la situazione internazionale, secondo me, visto anche quello che è successo negli ultimi giorni, che qualcuno si è alzato un attimo a prescindere dalle questioni
che da tempo perversano in certe zone si sono alzati e si sono detti mo ti attacco, si sono attaccati e sono volati un po' di missili e cose varie. Quindi visto che già il mondo già non si è messo un bijou e stanno tutti quanti lì col pulsante pronto per lanciare le bombe, sembra, stanno tutti quanti a tre quarti, cerchiamo di tenere noi cittadini la calma e di non alimentare delle fiamme inutili. No, 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 difatti, vedi, io so che c'è chi si schiera apertamente contro. Posso fare il nome in live? Penso che non ci sono problemi visto che stiamo commentando. Sì, credo, non penso si Penso creino che problemi, domani per colpa di Go onestamente. Wesker, guerra con l'America, no, non perché credo. cioè, manca solo che poi siamo a posto. Togliendo la persona Trump da quello che è stato prima, che è stato eletto come presidente per la seconda volta degli Stati Uniti, così ci siamo tolti da mezzo il suo passato e quello che ha fatto, da questo secondo mandato alcune cose sembra che le stia facendo bene, per quello che seguo io, punto. Poi per tutto il resto, ognuno in modo religioso e non, farà i conti con quello che ha fatto. E credimi, te lo dice una persona che davvero, non perché, ecco, siamo in live e vuole sembrare o fare la figura di quello buono e gentile con tutti. Io non suddivido le persone in base al colore della pelle, al genere o quant'altro, ma vado a differenziare direttamente le persone. Ci sono persone buone e persone cattive. Possono essere entrambi di tutti i generi, colori, mix, preferenze, hobby e quant'altro, sempre diverse. Ma ci sono quelle buone che ti aiutano, che ti vogliono bene e che ti danno una mano nella vita, e ci sono quelle cattive che vanno semplicemente allontanate. Quindi il sesso di tuo gradimento che ti eccita o che ti dà piacere romantico o sessuale o qualunque altra cosa o persona con cui ti interfacci nella tua vita, l'importante è che siano buone e che vogliano il tuo bene e che ti Esattamente. aiutino. Poi tutto il resto, È noia. frega cazzi. Quella- ragazzi. Bello questo perché mo ci avevo Poi fatto questo è il caso. mio parere sulla cosa e da quando vivo così, sinceramente, ragazzi, sto molto più tranquillo. Allora, Alzara, Stavo io ti quando devo fa. mettere perché devo un attimo capire. Ah, Regan, anche questo abbiamo fatto forse l'ultima visione di Ah, è vero, Alzara. Alzara ci ha detto mi sentite adesso, non mi sentirete più, non ti dico più niente. Ma come? And now for the last time. Quindi c'è stato anche questo. Allora, io vi posso dire una cosa, io vi sto stuzzicando da un po' su un progetto che vi dovrei presentare. Ah, c'eri anche tu. Ok, scusa, Regan, non mi ricordavo se c'eri. Il problema, no, il problema più che altro è che questa cosa che stiamo facendo io e un'altra persona, che è una cosa rivolta a voi, la stiamo cercando di fare nel modo giuridico, legale, fiscale, economico, buono per noi che ci stiamo mettendo in questa cosa, è buona anche in un'altra ottica che non vi posso dire adesso. Per come ci stiamo organizzando il tutto e anche a pro di quello che si sta sentendo ultimamente su Twitch. Ragazzi, poso un attimo il pad per 2 secondi per una cosa seria, perdonatemi se vi rompo i coglioni. Allora, non so se sapete che ultimamente ci sono YouTuber, streamer, soprattutto su Twitch, grandi, che stanno andando su canali più piccoli, tipo i nostri, e vanno a rompere i coglioni. Proprio pure e semplice rompere i coglioni. Vi chiedo solo la gentilezza, qualora dovesse presentarsi, sia adesso che siamo in pochi e nessuno ci romperà i coglioni, ma con quello che stiamo preparando è facile che qualche persona si avvicinerà al canale. Chiunque potrebbe avvicinarsi e inizierà a dare contro me, Gianmarco, o anche voi in chat, voi state tranquilli e non vi preoccupate di niente. Vi chiedo solo sta cortesia di non reagire a un certo tipo di provocazioni.
Dimostriamo ad un certo tipo di persone che sono vuote, inutili e ci fanno solo perdere tempo e le ignoriamo soltanto. Fatemi solo sta cortesia. Poi ho già parlato con i moderatori e nel momento del bisogno appariranno come dei supereroi. Non ci saranno in chat, basterà un nostro segnale e appariranno e banneranno tutti. Infatti gli devo fare un effetto speciale per quando entrano in azione in modo tale che sappiamo che sono arrivati. No, noi questo facciamo perché ho visto il comportamento che hanno avuto queste persone nei confronti di una ragazza che, ad esempio, era lì soltanto per fare una live, stava festeggiando un anno di live con le persone che la seguono. Minchia, tu dovresti andare a dare un esempio, visto che sei più grande. Addirittura ho visto che qualcuno si è fatto scappare di avere conoscenze tra la moderazione di Twitch, quindi sei anche coperto. Me sinceramente frega cazzi di chi sei, se vieni qua sopra e rompi i coglioni a me o agli altri, poi per come ti comporti ne paghi le conseguenze. Di quello ti ha posto un quesito. Se per caso lo conosco perché casomai lo seguo e lo conosco di fama, posso arrecare offesa alla figura in questione? No, quello. Quello su questo canale ci mettiamo, ci divertiamo e stiamo tranquilli. E l'abbiamo sempre fatto in questi giorni, o stiamo cercando di farlo, nonostante il raffreddore e tutto. Così come l'abbiamo fatto finora, senza la presenza di queste persone, senza offenderle né fare altro, il fatto che appaiano e iniziano a fare i deficienti, a noi non ci deve cambiare letteralmente niente, che la brutta figura, il figurone di merda lo stanno facendo loro. Quindi che entrasse qualcuno e mi desse del vecchio, del fatto che sono del sud, che non so parlare bene, a volte sbaglio le parole, che mi fumo una sigaretta in live, che non ho la grafica precisa, ci manda tutti a fare in culo in quel paese, di loro gradimento, e via. Poi vi metterò sempre un momentino, una volta risolte queste situazioni, lo facciamo questo momentino di purge, vi lascio la chat libera, voi sfogate, naturalmente sempre nei giusti modi, e finisce qua, senza poi andare a rincorrere nelle altre chat così come alcuni codardi fanno. Mostriamo che un giusto comportamento civile anche su una piattaforma del genere è possibile. Perché siamo persone intelligenti, noi. Gli altri, chi si comporta così, sono delle bestie. Punto. Senza se e senza ma. Poi se qualcuno si ritiene offeso da quello che sto dicendo è perché inconsciamente sa di essere bestia. Quindi rivaluta un pochettino la tua vita e quello che hai fatto. Purtroppo devo sempre specificare alcune cose perché stanno salendo i numeri delle visualizzazioni dei video su YouTube. Quindi, visto che mi piace stare tranquillo, nel momento in cui ho detto una frase del genere che resta su un canale per un bel po' di tempo, fino a quando Skynet non arriverà e ci prenderà tutti, Cosa molto plausibile. visto come sta andando avanti l'intelligenza artificiale, spero che la trattino bene. Noi ci premuniamo, ci pariamo il culetto su qualunque cosa. Quindi nel momento in cui apparirà qualcuno di importante, noi di sta cosa, io già ne ho parlato con voi che siete le persone che ci seguono di più, già sapete come agisco, già sapete come mi comporterò, quindi voi non vi preoccupate, che state tranquilli. Noi ci faremo alla fine due risate e ci arriveranno altre visualizzazioni, quindi tanto di guadagnato. Queste persone dopo un po' saranno cacciate perché faccio un esempio usando un nome, ma è una cosa che non credo succederà mai nella vita. Appare all'improvviso Dario Moccia sul canale e ci fa una battuta. Conosciamo Dario Moccia, stiamo allo scherzo. Noi quello stiamo aspettando inconsciamente. Quindi iniziamo a scherzare. Nel momento in cui si presenta qualcun altro, via. Siamo provati per forza per il corridoio. Niente, non sta entrando. Allora.
Oh, Madonna, sarebbe bello. Sarebbe bello. Non avevo visto che non c'ho la gem. Cioè, chiuso proprio. No, sì. Limited al parlor. Sì, c'è una chiave, volendo. Allora, mettiamo questa, così il prossimo giorno ci prendiamo un pacco. Almeno è una cosa. Mi è arrivata qualche altra lettera? Noi abbiamo sempre solo... No. Questa è quella là che già abbiamo letto Sì, l'altra sì. volta. Allora, noi per fare la combinazione lì ci servirebbe Manca solo il metal detector. metal detector. Ah, è la stanza per fare il cazzo. Cioè, Quale? la workshop. Ok, sta là, perfetto, tutto a posto. Non la riuscivo a vedere. Allora, vediamo un po'. Ah, non ce la possiamo fare. Uno Ok. degli altri è falso. Una delle altre box Vero. contiene le gemme. Fammi rivedere. Ok. Bot of the Bot of the other. other box. Questo è falso, è Ok. vero. Bot of the other statement is false. Questo però potrebbe essere vero in realtà. Quindi tu sei falso. Questo ora si Non lo adatterebbe so. a questo. Ragazzi, voi quale aprireste? Dove fa? Metti tu, per il modo di Sì, ma allora io la prendo in questa ottica qui, cioè invece di preoccuparmi e dire anche a livello psicologico, oh è venuto lo streamer grosso, invece di elogiarmi, farmi un complimento, mi ha preso in giro, che peccato, ci resto male. No, le clip, facciamo 2 o 3 clip, ragazzi, le postiamo online, ci arrivano visualizzazioni, cioè stavamo bene prima senza queste persone. Capirai, arrivano persone e ci prendono in giro, tutte segnalazioni. Se si esagera, si denuncia. Punto. La blu. Quella in mezzo ha detto quello. Forse era Forse quella. aveva ragione quello. Chi lo sa? Il laboratorio di Dexter. Mangia questa brutta merda. Ora prendo il mio Tu capo sei il addosso. simbolo del microchip. Voi Ma siete delle erano cerchi, candele. così quelli erano cerchi messi così, Però non sembravano triangoli. grosso modo così. Non è che dobbiamo accendere pure queste candele. Oggi se non riusciamo a fare manco cosa là, Allora, ne mettiamo cose nel carrello, già, ma poi sì. confermiamo l'acquisto. Che facciamo? Break. Io mangiarete, mo che fa. Mi mette a break, fammi fare un cazzo. Un break, sir? Dai. Ok. Andiamo a fare il Allora, cibale. prendiamo Bel pollo bel con polletto con patate. carotine e patate. La trophy room non ce l'abbiamo. Allora, questa ce la siamo Vai. potenziata. Vediamo prima se ci sono oggetti. Non c'è niente. No, mango Mangiamo, cornicione. Allora, Allora, vai già Marcone. cominciamo. Allora. Mm. 19. Allora, 19. Poi eh, contrario. Eh, Vai? no, Ce ma c'è un l'hai? problema. 23. No, Cioè, 23 non c'è, quindi un effettivamente è un momento. problema. Allora, Ce ne sono 4. sì, più che altro è per uno. No, però 13 per 1 fa 13. Lo inverto, diventa 31. 31 per 1 fa 31, lo rinverto, torna 13. 13 più 10, 23. Non mi trovo. Gianmarco, non mi Se costringere ad no, utilizzare aspetta, se l'antico no metodo faccio un altro orientale. modo. Facciamo un altro modo. Facciamo 13 per 1, 13, al contrario è 31. 10 per 1, 10 al contrario è 1. No, non viene lo stesso, è troppo grande il numero. Che cosa mi sto perdendo?
questo era inverti, che tu sei inverti. Sì. Inverti il risultato della moltiplicazione. No, 13, no, 13, ma come 10? Che come metti quei due, li sommi e quello è per 1. Prova 3 a caso. Vai. No. No, allora 5. 19. 19. Allora, un momento ragazzi, ci possiamo arrivare. Tu del via, io lancio il crack. Facciamo un altro modo. Facciamo 10 per 1. 10. Allora, 10 per 1, 10. Al contrario 1. 1 per 1, 1. Diciamo che resta 1. Prova 14. Sgrondel. 14, ok. Sono un po' strani comunque, però vabbè. Allora, Cioè, ma siamo in una villa multidimensionale, no, quindi... Allora, 21. Meno 1, 20. Al contrario, 2. 2 per 2, 4. 4 per 1, 4. Prova 4. No. No, Allora, quindi 5, 19. 14. Facciamo in un altro modo allora. Facciamo che 21. 20. No, però mi verrebbe sempre 4 così. Un'altra cosa che devo fare allora. Facciamo un altro. Allora no, facciamo in un altro modo. Facciamo 21. 21 per 2 fa 42. 42 meno 1 fa 41. Che al contrario è 14. 14 per prova di nuovo 14. Sgrondols. Keycard. Vabbè, Gianmarco, aspetta, lascia fare. Lascia fare, Gianmarco, lascia fare. Abbiamo una chiave, Gianmarco. Grazie. Vabbè, allora, bella, meglio niente, così. Meno possiamo fare. Uno di qua. C'è anche il terriccio a terra. Closet, così. Ci deve uscire il metal detector. Devi puntare al closet. Sfandini. Mamma mia. Rignoffa. Altre monete. Per far vedere a Regan, io avevo pensato l'altra volta che questi quadri qua sono le statue che stanno nella tomba, secondo me. Forse accendendo le candele si vedranno le posizioni effettive dei loro oggetti per capire come devono stare rivolti. Quindi mo vogliamo rifare l'oggetto e serve lente di ingrandimento e metal detector. Abbiamo un, ci manca l'altro. La storia della nostra vita su questo gioco. Almeno se lo troviamo e facciamo sta prova possiamo poi vedere di farci le foto e risolviamo la tomba. E a questo punto Sine, a questo punto. Allora Sfandinci. Nicolo cieco per provare un oggetto. Ti apro perché magari un giorno ti apriamo, se la apri 50 volte si sblocca in automatico. Vabbè, che ne sai, oramai mi aspetto di tutto da sto gioco. Che la sblocchi tu ma non la apri. Sei andato diretto qua. Aspetta. Prova di qua. Tanto ci incul... Non ci ha inculato. Ci abbiamo il martello però. Vai con lui allora, dai. Noi invece mo sto davanti alla rovina e tutti questi quadri ripetuti devono avere un senso. E potrebbe essere anche Dacci quello. al... Magari serve per la cassaforte tutti quei quadri. Non lo so. Qui possiamo girare. Gira sto Kaizen. Enorme. Acquisti un media storeroom forse, così. Se non vuoi Sì, ci prendiamo qualcosa e poi ce ne saliamo da sopra di là. Ok. Vedere quando arriveremo alla run scacchiera. Là ci faccio il ma no. Allora. Vabbè, il documento ce l'abbiamo. Ci mettiamo un segno su quelli che abbiamo messo. Passi. No, più che altro oggi è pullare quelle uniche 2 stanze che ci servono con Re la regina. Che escono una volta ogni quello il gioco è quello.
Allora, chiavi, una almeno ce l'abbiamo. Meglio il ginnasio, anzi. Adesso risparmiamo una gemma. Te li diamo 2 passi su 100 passi, te li diamo. Vabbè. 100 foot o 100 yard? Sono almeno 90 pounds. Ah, ok. Classe. Bella melinda. Chiamarezza. C'è niente. Ok, no, pensavo era uscito un attimo la mano, ho Poteva detto essere- eccolo. Di qua Sgrondels, Gradugli. di qua Rignoppa. E Boudoir. Possiamo provare solo a fare questo. Possiamo vedere la gemma però che ci potrebbe garantire qualcos'altro. allora 12 25. Ringraziamo sempre, Insomma, ringraziamolo sempre, il nostro supereroe che è apparso. Ma voi il codice l'avete già trovato, eh? Grazie che mille. siamo scemi. Un eroe per caso. Infatti proprio la foto del giorno di Natale in questa stanza effettivamente poteva essere un'inizio. Ma gioco tu a Foz proprio forzatamente ci vuole cacciare fuori. No, andata e retro. Vai. Alla. Sì. No, un altro retro. La Made Chamber, così. Sì, è l'unica che fa salire Almeno effettivamente. per ridere, così. Chi su... Allora. Sono due. Più altre stanze le abbiamo aperte. Manco poca. No, niente, proprio Nisbach. Tutto chiuso. Morituri, vi saluto. Va bene. Abbiamo finito Va qua bene. stasera. Va bene. Andata così. Manco una chiave per Va ridere. bene. Principe, ma principe è orario di chiusura. Che tu sia dannato. Stasera è andata così. Va bene, stasera è andata così, però noi comunque abbiamo trovato e scoperto che le casse giù restano aperte. Quindi noi vabbè, adesso, no. nei prossimi giorni, ci farmiamo le chiavi, ci farmiamo il tutto e vediamo un attimino cosa fare. Quindi ragazzi, ne approfittiamo per darvi la buonanotte. Mi ricordo che, quello... Avviso anche te perché l'abbiamo già detto prima a Regen. Abbiamo già fatto alcune sigle nuove per il canale grazie all'intelligenza artificiale. Abbiamo tenuto un piccolo X Factor tra di noi e abbiamo scelto la sigla ufficiale per quanto riguarda questa prima parte. Nei prossimi giorni la porteremo in live. Noi eravamo piegati in due dalle risate. Non è in italiano. No. Non è in italiano. Purtroppo non si può fare. Stiamo tentando l'espansione anche in altri mercati, quindi Ma non si fa. Al momento. ragazzoli belli, buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte ragazzi.